Il progetto è nato dalla mia ammirazione per la musica del mondo arabe e anche per il fatto che ho ascoltato per la prima volta Monet Madouane in 2007 e poi sono andato a lavorare a Aix-en-Provence e lui è venuto a abitare a Aix-en-Provence e abbiamo incominciato una relazione di amicizia ma anche di lavoro. Ci sono delle differenze culturali fra gli strumenti musicali, l'oud, l'organo? Come avete superato queste differenze culturali? Non abbiamo provato di fare una fusione, ma di rispettare le differenze, perché le differenze sono una ricchezza. E dunque io amo molto la sua musica, io penso che lui ama anche la nostra musica. Ci sono momenti dove ci proviamo di incontrarci e ci sono momenti dove la musica di Bach è di Bach e la musica sua è la sua. Ma dunque questo è il mondo nostro, no? E dunque è una fantastica opportunità di conoscerci meglio e di avere un più grande rispetto per la cultura dell'altro. La Palestina di oggi è una sorta di metafora del mondo. Cosa possiamo fare per cambiare questa situazione, ovvero per portare questa armonia che abbiamo sentito questa sera nella realtà? Io sono un grande ammiratore di Mahmoud Darwish e ha scritto della poesia fantastica, ha detto che l'esilio non è solo l'esilio della gente di Palestina o della Siria, in ogni persona c'è un esilio, siamo tutti in un sorta di esilio umano e dunque abbiamo la possibilità di sentire, di avere questa esperienza dell'esilio noi qui dove viviamo, ma è chiaro che la gente che vive in condizioni molto più cattive, questa esperienza è molto più difficile. Penso che la musica può forse cambiare la gente e forse dare un desiderio di armonia, di più di pace, ma non penso che la musica sarà in posizione di cambiare il mondo e di apportare la pace. Faccio un'ultima domanda. Lei scrive musica contemporanea anche su organi storici. Sì. Quali sono le difficoltà che lei incontra e come le supera? Un organo storico ha sempre delle limiti che dobbiamo rispettare e se siamo d'accordo di rispettare questi limiti, l'organo dà delle cose incredibili, più che gli organi moderni, io trovo. E dunque dobbiamo trovare per ogni organo un cammino che va nella direzione dell'organo. È anche una questione di rispetto. E questi organi storici li amo tanto che trovo un peccato non avere un repertorio contemporaneo e dunque come stasera è un piacere di suonare Frescobaldi e Bach, ma anche pezzi di oggi. E il Nachini com'è stato l'incontro? Fantastico.